cane che scorreggia a mille, zio latte. E che cazzo hai mangiato? Bisogna, adesso hai preso l'orario di farli in piena notte, gnugni, in piena notte, tu mare. Qua ho messo i suoi accessori. Il caffè sono qua. Per brindare all'incontro che già arrivano. Ciao cane, buongiorno. Bonjour, Lucan pericoloso. Ciao cane, ciao. Spariamo anche la cicca. Spariamo anche la cicca. Vediamo il torrent. Ho scaricato illegalmente. Scorreggia di continuo qua? Chi è che scorreggia? Chi fa tante scorregge? Porco cane, senti la roba. Puah! Mamma mia. Cane scorreggione. Cosa fa quel suino malanoso? Suino malanoso? Suino malanoso, cosa fai? Ti gratti là così? Guarda che robe. Che stile nel grattare proprio. Andiamo a prendere un computer da riparare. Vero cane? Ci sei anche tu? Sì, ci sei sempre tu. Guarda che vetri spazi che abbiamo qua noi, Porco cane. Le sospensioni della smartina sono andate, vero? Mi ci hanno salutato. Hanno detto ciao ragazzi, è stato bello. Cosa guardi te? Se c'è il gatto? Ma non c'è il gatto qua, non è strada da gatti. Per la serie Work at Home sto facendo un computer. Tu cosa fai la faccia depressa? Ho messo, allora ho tolto la borsa lì e l'ho messa qui. Poi cos'altro ho fatto? Qua c'è l'export a macchina fotografica, devo ancora capire cosa metterci perché qua c'è quello nuovo. E qua ho messo lo strafante per la GoPro. Sì. Qua siamo a 2 centimetri di distanza. Vabbè, alla fine sto andando un colloquio, 35 km da casa, a vedere poi se la zona è carina, posso stare lì in camper e tornare giù della settimana.
Rottura di Valle è la distanza, 35 km, insomma. Spero che posso farla 2 volte alla settimana. La strada da fare non è assolutamente trafficata, è abbastanza dritta, facile, anche piacevole. Però insomma dai, 35 km andare, 35 tornare. È vero anche che sarà per il fatto che non avendo l'inverter io resto senza computer, perché non avendo neanche il Surface. Cioè io ho il computer fisso senza inverter, vuol dire che devo andare a casa per forza per attaccarmi alla 220, la presa al muro, no? Campi, 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 campi. Va buona, allora già ho trovato tutti i parcheggi pieni, non è tutta una buona cosa. Qua siamo in piena zona industriale praticamente. Sì. Vero cane? Perché dopo se vengo in camper ti devo parcheggiare dentro al camper, hai capito? A parte che se io arrivo tipo alla sera tardi, cioè orario per dormire, il parcheggio è tutto vuoto. La mattina mi sveglio, sono già lì davanti, il posto ce l'ho, no? Quindi il parcheggio no, credo non è proprio un problema. Adesso vado a farmi un giro qua intorno, vediamo che c'è. Fatto! L'azienda è molto grande, la web agency con i controcoglioni, lì dovrei fare il commerciale. Quindi stipendio base basso, adesso si arriva a provvigioni. Boh, da vedere, dai, potrebbe anche ispirare. Anche perché magari girando, no? Andando a visitare clienti di qua e di là, ti trovi sempre qualche bel posto, no? Da segnare, da rivedere dopo. Pensavo, io sono in disoccupazione dal 16 dicembre. Adesso siamo al 25 gennaio, non è ancora arrivato un cazzo, ma li chiamo, porca miseria. Cioè uno se dovesse contare solo con la disoccupazione muore di fame. Ma boh dai, tien conto 40 minuti per arrivarci. E vediamo come la va, dai. Intanto devo montare sto video perché devo vedere cosa ha combinato la GoPro, no? Hai capito? Sì, luce del cazzo, non ho filmato niente di bello, però vabbè, intanto prendiamolo come test della nuova GoPro, dai. Boh, ci vediamo alla prossima, ciao! Basta grattare! Basta grattare! No, Giuda! Chiappona, dai, Giuda! Giù! Tua sorella! Tua sorella! Tua sorella! Agia! 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 Sì, ho visto, ci vorrebbe un po' di bella luce per provare sta GoPro poretta. E niente, oggi è andata così, dovrebbe domani provare a fare un giro in bici da qualche parte. Vi saluto, alla prossima, ciao!